Sono emozionato. Cominciamo. Bene. Allora, ci siamo ragazzi, comincia la stagione, andiamo in siamo in pre-season ancora, ma dobbiamo andare nel conquibus perché si comincia domani e non vediamo l'ora. È stata un'estate lunga. Avete visto la nuova sigla, vi saluto un pochino a tutti. Spero abbiate apprezzato, si sentiva bene, si vedeva bene. 100.000 a fine anno, magari. Fabio, vi ringrazio tutti, Jacopo, Roberto, Luigi, sì, spettacolo nuova sigla, grazie Anthony, siamo tornati, Tata, Francesco, Marco, serie, fa analisi interessanti, grazie Fabio, Jacopo che ha visto la sigla, c'è Polli, c'è Valentina, Francesco, c'è Gio TV, che bellezza, ragazzi, vi bacio, e ragazze, vi bacio tutti. Roberto, c'è Gils, nuovo abbonato, amico bellino. La maglia replica novità, che cosa intendi Luca? La maglia replica io ce l'ho di là, è pronta quella che ho comprato, ma aspettiamo novità da parte di Valentina per l'arrivo delle maglie all'estero, perché comunque io l'ho dovuta comprare tramite il web store del Napoli con spese di spedizione altissime. Va bene così. Grazie Ale, un bacione a te e a tutti i cugini. Ragazzi, io ho modificato anche last minute il titolo di questa live, perché sì, parliamo del Frosinone, ci avviciniamo, siamo in vigilia di partita, però lo stanno facendo tutti, è un giochino che non serve a niente. Però la dobbiamo fare anche noi, la prediction della classifica finale della Serie A, perché domani si comincia, se la faccio poi dopodomani già non vale più, e quindi la dobbiamo fare, dobbiamo buttarci a caso e facciamo una classifica. Ho già visto per esempio uno Chalet Boom che porta per esempio il Milan settimo posto e i milanisti che pagliacci, poi allo stesso tempo Hendrix, quello del Milan, il Napoli sesto posto, pagliaccio, allora evitiamo di farlo così, è un giochino, lo facciamo a fine live, ne parliamo, ovviamente è impossibile stabilirlo adesso col mercato ancora aperto, è impossibile immaginare scenari dove possono esserci infortuni, alcune dinamiche non le conosciamo, insomma ci buttiamo a caso, però non proprio a caso, visto che qua parliamo sempre insomma di statistiche, di analisi corroborate dai numeri, quindi ci arriveremo con calma. Allora, fatemi vedere, la maglia replica non ci sta, non ho capito di cosa state parlando. Primo live, sì, buonasera a tutti. E devo ringraziare, guarda, Vincenzo che è già membro da 17 mesi, è bellissima questa cosa, che ti dice anche, è buona questa cosa, novità di StreamYard, Spalletti CT Italia, felici o arrabbiati, anche questa cosa qui, ne dobbiamo parlare perché non è bello, potrebbero esserci degli strascichi, mi sono fatto un'idea,
e c'è un'idea di Roberto, di un amico abbonato, che secondo me è la migliore. Adesso ve la dico. Grazie Luigi. Sì, hai ragione, musicalmente sono molto molto impegnato in questo periodo con i live. Appena c'è meno musica dal vivo, quindi meno lavoro nei club, vedrò di portare, perché vi avevo promesso la canzone sui rigori, qualche cosa la dobbiamo fare di musicale sicuramente. Allora, sì, lo so, ma oramai è così. Buonasera Fabio, ciao Monir. Ci mancavano le live anche a me, ragazzi, anche a me mancavate tantissimo. Sai quando sarà disponibile nuovamente la maglia? Ah, questo non lo so, è perché vanno loro ogni tot finiscono, non hanno uno stock infinito di magliette, ne fanno un tot, le mettono su eBay e poi quando finiscono le riproducono e le rimettono. Stesso dicasi per il web store ufficiale. È un pochino macchinoso perché il Napoli autoproduce e quindi l'autoproduzione, ragazzi, ha dei costi, ti permette sicuramente la libertà di fare quello che vuoi quando lo vuoi, però è difficile, io mi rendo conto anche nel mio piccolo con il fluido.net ogni tanto, quando devi poi accollarti le spedizioni e le cose, spedirle nel mondo, è veramente complicato. Ecco perché io apprezzo la voglia di fare cose nuove, di stare sul pezzo, però per quanto riguarda l'autoproduzione io preferirei sempre un grande brand che insieme alla spedizione, tutte le maglie Adidas del Real Madrid, tutte le maglie Nike dell'Inter, e vai pure tu appresso, e così nei negozi si trova sotto questo punto di vista. Però vediamo, è una novità assoluta, ci sono nuovi responsabili, vediamo se che meriterebbe questa maglia di stare nei negozi, perché è bellissima tra l'altro. Allora, su Spalletti lo sapeva già, onestamente Antonio, io non credo Spalletti lo sapesse già, ma io l'ho detto il 22 maggio sull'Instagram Azzurro Fluido, io ho detto Spalletti, 22 maggio, a campionato ancora in corso, ho detto Spalletti, secondo me, tatuaggio Napoli, poi nazionale. Ovviamente Spalletti non poteva sapere che Mancini si sarebbe dimesso perché è stata una decisione dell'ultimo mese. Però secondo me l'idea di rimanere fermo e di essere poi disponibile per la nazionale magari durante l'anno, secondo me era plausibile. Io c'ero arrivato, probabilmente c'era arrivato anche Spalletti. E quindi sia il tempo in nazionale di Spalletti ricco di soddisfazioni, conscio del fatto di essere un covo di serpi, in un covo di serpi. Lo so Lucio, non hai torto. Chi ci ha creduto all'anno sabbatico? Ovviamente questo poi è il retropensiero di chi... Ma fatemi capire, facciamo una sorta di sondaggio, perché a me onestamente fa piacere, perché mi stimola l'allenatore Spalletti, sono affezionato per quello che ha fatto con il Napoli e mi intriga vedere l'Italia guidata da un allenatore che oramai conosciamo bene, quindi sperando che l'Italia possa andare anche meglio. Il materiale umano quello è, quindi non sarà facile. Però io sono contento. Contemporaneamente non sono contento del fatto che ci sia un contenzioso economico che De Laurentiis dice di principio, ma se tu hai firmato lo devi sapere e devi mettere in conto che se vieni meno a questo momento di fermo che a livello contrattuale devi stare, o paga Spalletti di sua mano. E la soluzione migliore, vi dico quello che l'amico Bellino Roberto mi aveva detto, la soluzione migliore è Spalletti paga di suo pugno o paga anche, fa pagare alla FIGC e poi in concerto con De Laurentiis manteniamo i patti, questo 1 milione lordo all'anno che dobbiamo dare al Napoli, la FIGC o Spalletti pagano loro perché i soldi non gli mancano e De Laurentiis li devolve in beneficenza, perché De Laurentiis sotto questo punto di vista lo ha fatto spesso. Vedete? C'è Quicia. Michele Esposito, benvenuto. E c'è Quicia, vedi, sono le nuove cose. Gennaro Nappi, benvenuto. Vedete? Bravi, iscrivetevi al canale, che c'è Quicia che vi bacia e vi saluta.
Quindi, sotto questo punto di vista, ricordiamolo bene, De Laurentiis è criticabile su alcune cose, ma su altre è molto attento, e spesso lo ha fatto, che qualche guadagno extra che non era previsto nel fatturato dell'anno, lui lo devolve in beneficenza. Lo ha fatto spesso nel periodo del Covid. Quindi, sotto questo punto di vista, potrebbe essere una soluzione pulitissima da parte di tutti. Spalletti, secondo me, merita di togliersi lo sfizio, perché è anche a coronamento di una carriera. Lui, una carriera lunghissima, alla sua età, arrivare in nazionale, non gli puoi dire non lo puoi accettare. Lo deve accettare e fa bene. Però ci si può aggiungere questa cosa a margine: Spalletti paga, la FIGC paga e nessuna squadra si può lamentare, perché si sono lamentate le altre squadre. Dice che la FIGC paga con i soldi nostri, dà soldi al Napoli. E per evitare ulteriori veleni, ulteriori polemiche, ulteriori cose spiacevoli che poi mettono contro i tifosi, si devolve tutto in beneficenza e facciamo la figura dei signori tutti. Allora, leggiamo un pochino le vostre cose. L'allenatore che ha conquistato il terzo scudetto del Napoli, tatuandoselo addosso, farà avvicinare la città. E questa è la mia speranza, capito? Come io sono incuriosito. Molti napoletani, lo sapete, rinnegano la nazionale per motivi atavici che sono anche comprensibili. Questo ti riavvicina un pochino. Ovviamente un occhio sui giocatori del Napoli lo avrà, perché li conosce bene. Meritano anche i giocatori del Napoli di stare in nazionale, non è nessuna agevolazione, perché se non ci va Di Lorenzo in nazionale, chi ci va? Raspadori è uno dei talenti della nazionale. Si può discutere su Politano, ma insomma Meret può fare tranquillamente il secondo di chiunque, di Donnarumma. Quindi è giusto anche che ci siano in nazionale. Sono curioso di due cose, però, perché Insigne è completamente sparito, e Spalletti aveva una grande stima di Insigne, giocava sempre. Sì, completamente sparito dal giro della nazionale. Lui non è che si è ritirato dal calcio, sta giocando comunque qui in America. Questo è uno. E secondo, Gaetano, perché se Spalletti ha detto sempre io lo volevo utilizzare di più, ma questo qua è fortissimo, fidatemi di me che crescerà e esploderà. Se veramente è così, se veramente non erano frasi fatte, te lo devi portare a Gaetano e gli devi far fare un po' di esperienza anche nazionale. Allora, onestamente sono felice da un punto di vista calcistico. Secondo me era l'unico che potesse risollevare un pochino. È tutto l'extra che è pesante, però secondo me la penale va rispettata e siamo d'accordissimo, Valentino. Io auspicavo, insomma, un De Laurentiis che sottolinea le cose come stanno, la regola e tutte quelle cose, e poi magari chiude anche un occhio. Guarda, devo aggiustare un pochino. È bellissimo, cioè, ammettiamolo che è bellissimo quando arriva una donazione c'è Diego, però devo aggiustare un pochino, vedete, è il bello della diretta. Fatemi leggere, perché subito devo ringraziare Lucio. Buon campionato, ciao Valerio, buon campionato e sempre tanta buona musica da un amico bellino della prima ora. Grazie Lucio infinitamente per il tuo supporto, per il tuo affetto, e vedete c'è un po' di novità. Il computer soffre, però ce la faremo. Ce la faremo. Allora, andiamo a leggere altri messaggi. Sei un creator incredibile. Oh, vedi Valentino. Oh, vedi, allora meriteresti più spazio, attrezzature migliori, soprattutto per... Hai ragione, Gigix. Hai ragione, godiamoci il gol di Diego. Valentino. Volevo donare 4 per buon augurio, ma non si può. Non lo so nemmeno come funziona, non si può scegliere. Grazie mille, Valentino. E facciamo che è un doppio augurio, che poi hai visto in dollari è diverso, quindi va benissimo, e per questo e per l'anno prossimo, perché la speranza è di superare la Provercelli in breve tempo, perché sennò Provercelli c'ha più scudetti di voi. Prima di tutto lasciamoci alle spalle che c'è la Roma con 3 scudetti, lasciamoci alle spalle quelli là che stanno al sud e diventiamo la squadra più forte e più vincente del sud. Poi quelle là sono inarrivabili, però piano piano la storia è lunga, il campionato è lunghissimo.
Grazie mille Valentino. Grazie mille Valentino. Allora, grazie, esatto Luca, io devo ringraziare insomma gli amici di We Like, voi lasciate i We Like. A proposito, a quanti We Like stiamo? Perché c'erano molti like preventivi, possiamo arrivare, adesso siamo quasi in 200 in live, quindi possiamo arrivare a 150, ma proprio ma come minimo. A me è sempre piaciuto lavorare con Photoshop, fare l'editing di mio pugno, però arriva un momento, e te lo dico pure al Napoli, arriva un momento che ti devi affidare ai professionisti, e quando ti affidi ai professionisti la qualità si vede, che fanno in un 5 minuti quello che a me servirebbe un'ora per fare bene, e nemmeno arriva a quei livelli. Quindi veramente sono contentissimo di potermi fregiare della collaborazione di gente straordinaria. 145, 152, possiamo arrivare verso i 175. Dai. Buonasera, ci sei mancato tanto. Di solito chi aumenta di seguito aumenta la qualità e peggiora la persona, in questo caso sempre il top come persona, ancora più come lavoratore. Grazie infinite, amico mio. E tanto se cambia poi la persona si perdono quelli affezionati di prima. Poi puoi trovare nuovi seguaci che però durano poco, che sono effimeri, non mi interessano quella. Pienamente d'accordo sulla questione Spalletti, curioso di vederlo come CT della nazionale e anche di sentire le prime dichiarazioni relative a tema clausola, e lo voglio vedere con la penna in bocca che dirà, ma secondo me sa che si è allargato tantissimo con le dichiarazioni d'amore per Napoli e non se le rimangerà. Allora, buonasera Giovanni. Lili, ma De Laurentiis ha fatto bene non cedere subito al compromesso, se no tutti i giornali del Nord dicevano l'avrebbe fatto per lo so, ma l'occhio di riguardo, Lili, sì, è chiaro, la narrativa del Nord sarà sempre quella, li ho sentiti bene che dicevano quello vale solo che fai a fare solo per i club devi valere. No, a livello giuridico l'abbiamo visto, il contratto ce l'hanno spiegato bene, non era una clausola di non concorrenza, è una clausola ti devi stare fermo, non ti chiedo nessun risarcimento perché mi stai facendo un danno, perché adesso mi devo trovare un altro allenatore e non era previsto perché io col contratto ti posso mettere sotto contratto per un altro anno e quindi non ti chiedo i danni, però tu ti stai fermo, ed è abbastanza logica come discorso. Complimenti per la grafica dei tuoi video, sei molte misure avanti rispetto ad altri streamer. Comunque mia tier list: Napoli, 1 Napoli, 2 Juve, 3 Lazio, 4 Inter, 5 Milan, 6 Roma, 7 Atalanta, 8 Fiorentina. Ci arriviamo, ragazzi, ci arriveremo sicuramente anche a fare la prediction finale. Hai notato che Garcia, al contrario di Spalletti, non ha parlato delle caratteristiche degli avversari? È vero? Non perché ovviamente Francesco non perché non le sappia, sicuramente li ha studiati bene. Io conosco pochissimo il Frosinone, però dipende pure un po' dalle domande che ti arrivano. Se arriva una domanda dove si chiede nello specifico, nei dettagli, un pochino le caratteristiche dell'avversario, l'allenatore ti risponde. Altrimenti, se arrivano domande un po' più generiche, è chiaro che poi avete visto che Garcia va stretto al sodo. La risposta è secca, non si fanno giri di parole, e sotto questo punto di vista è una grossa differenza rispetto a Spalletti, che sta molto lì a pensarci. E uno potrebbe anche pensare, magari deve pensare a sviluppare il pensiero nell'altra lingua, invece Garcia è velocissimo, e sotto questo punto di vista è un grande, e io ho detto nel video di oggi che è credibile, è una figura credibile, e questa è la cosa più importante, perché il gruppo adesso deve affidarsi a un nuovo allenatore, viene da una vittoria e deve trovare un allenatore credibile per seguirlo. Secondo me Garcia è credibile. Allora, se la nazionale vuole risorgere deve puntare sui blocchi, e Spalletti sa qual è il blocco migliore attualmente, anche se avere troppi giocatori nazionali non è positivo per noi, ed hai ragione, perché poi ulteriori impegni che li possono stancare. Buonasera, che idea ti sei fatto di Gabri Veiga? Massimo, è un talento sicuramente
quello che si vede dagli highlights, ovviamente gli highlights ti fanno vedere le cose più belle, i dribbling, i gol, e quindi c'ha una facilità di calcio impressionante. E se vai a vedere, gli amici abbonati mi facevano vedere una statistica, rispetto ai gol fatti ha un XG bassissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che segna gol difficili, segna gol bellissimi, ha una facilità di calcio incredibile. Ora si deve inquadrare ovviamente tatticamente. Il lavoro che fa Zielinski è preziosissimo e ci ha messo tanti anni per arrivare. Ecco qua, vedi? Mi devo fermare. Con l'arrivo di Veiga, come le vedi le coppie? Senza Osi e Zambò. È molto interessante questa, vedi Roberto? Perché mi permetti di andare nello specifico, e ti ringrazio tantissimo. Con l'arrivo di Veiga, come vedi, le coppie tra centrocampo e attacco, soprattutto nel periodo gennaio-febbraio, senza Osi e Zambò. Allora, vediamo se lo riesco a fare. Se io mi sposto di qua, se io prendo di qua e faccio così, si può fare, ragazzi, si può fare. Allora, questa è la formazione che avevo ipotizzato per domani. È chiaro? Con Lozano ovviamente non lo sappiamo, Elmas non sappiamo come sta Anghissà, quindi facciamo conto che non c'è Anghissà. E dicevi senza Osi, quindi facciamo la situazione Coppa d'Africa. Nella situazione Coppa d'Africa senza Osi assolutamente Olivera, e io posso anche pensare, magari nel frattempo Nathan è cresciuto e va bene, ma già devo pensare Ostigard se non c'è Osimhen, per avere più colpi di testa e più fisicità. Cajuste, e già così ci siamo con Simeone che sta da qualche parte qua, e già così ci siamo con Kvara. E poi Lozano qui, ragazzi, aspetta, quello l'ha detto Garcia, Raspadori. Cominciamo a pensare Raspadori sempre titolare per una richiesta esplicita della società, e sicuramente anche il talento per far bene. Quindi questa può essere la situazione del periodo della Coppa d'Africa. Quali sono poi le coppie? Ovviamente la coppia in questo momento io la immagino Cajuste, Lobotka, Anghissà, Elmas, perché Elmas non fa tanto il centrale, lo può fare, si può sicuramente adattare, ma in questo momento la devi immaginare così. Quindi Elmas che può far rifiatare, se deve rifiatare Lobotka, Cajuste va a fare il centrale e Elmas sta qua. Zielinski, Veiga non l'ho ancora scritto perché si deve aspettare l'ufficialità. Quindi in questo momento si deve riposare Lobotka, c'è Cajuste, si deve riposare Zielinski, c'è Cajuste o c'è Veiga, e c'è Elmas che si deve adattare in questa situazione. Si può fare intro live. Ritorniamo nella situazione. Mi piace questa storia. Allora, pensi che Veiga possa permettere a Zielinski di essere un po' più continuo, magari averlo a riposo per qualche partita? Giustissima riflessione, Will. La doppia riflessione che mi aiuti a fare. Come io all'arrivo di Cajuste guardo gli highlights, mi piace, poi vedo la mezza amichevole che fa, mi piace tanto. La mia prima cosa è Panchinaro, il vice Anghissà. Può far giocare meglio anche Anghissà, perché Anghissà l'anno scorso non aveva concorrenza, parliamoci chiaro, e quindi anche lui si è gestito in alcune fasi del campionato e lo vedevamo a tacca e stacca. Noi qua sul canale abbiamo detto giocava un po' a piedi nudi, un po' scalzo, un po' in pantofole. Quindi questo può aiutare Anghissà a stare sul pezzo. Oltretutto Anghissà sarà il leader assoluto della squadra perché conosce già Garcia, è proprio l'uomo di Garcia. Idem si dica di Zielinski. Zielinski già aveva un Elmas che poteva, però Elmas era proprio il tappabuchi perfetto da mettere dappertutto. C'è un nuovo Veiga che secondo me da Zielinski deve andare a scuola per capire tutta una serie di cose, per capire come legare bene il gioco tra centrocampo e attacco. Però è chiaro, senza come Kvara è arrivato all'improvviso e ha subito fatto bene, anche Veiga potrebbe subito far bene. Il fatto che sia giovanissimo non significa che non sia pronto. Il campionato spagnolo è diverso da quello italiano, tutte le frasi fatte che sono anche valide nel calcio, però se è andata bene con Kvara può andare bene con Veiga, che non è
Kvara era semisconosciuto, Veiga non è assolutamente semisconosciuto, gli occhi di tutto il mondo, di tutti i grandi club erano su di lui, quindi il potenziale è altissimo. Andiamo a leggere altre cose. Se andasse via Lozano, l'idea Lindström non mi dispiacerebbe affatto. Come vedi, la formazione con doppia punta Osi Simeone mi piace tantissimo. Io quando ho analizzato il profilo di Galtier vedevo che lui utilizzava spesso la doppia punta, mi dava sfizio l'idea di vedere anche la doppia punta del Napoli, che è una soluzione affascinante. Ovviamente gli equilibri con il 4-3 li conosciamo bene, la doppia punta si può fare sicuramente, cambiano un pochino la fase d'attacco, però già riempi di più l'aria, e nella riaggressione che è diverso, che Napoli già si difende 4-4-2, però le caratteristiche ovviamente di Simeone sono diverse da quelle di uno Zielinski o di un Raspadori sottopunta. Si può fare. Allora, Garcia ha detto una cosa importante: Lozano lo vede bene a sinistra, quindi il messicano potrebbe essere il primo sostituto di Kvara. Sicuramente sì, Salvatore, è una delle possibilità. Dici Kvara in questo momento, c'è Elmas, c'è Raspadori e c'è Lozano. Non adattiamo Politano, non c'è bisogno, ce ne sono due, c'è ancora Zerbini in squadra, però lo consideriamo un tantinello dietro a tutti gli altri. La prima scelta per me è sempre Elmas, che ti dà tantissimo equilibrio, ma anche Lozano magari a sinistra ritrova un pochino il feeling con il gol, perché Lozano ovviamente alla destra è più portato ad andare sul fondo e a crossare, invece se rientra con il suo piede preferito e cerca un pochino di più la rete, potrebbe rinascere anche Lozano. Lì però dobbiamo capire la questione contrattuale, la questione società. Voglio capire se Garcia, che ha parlato di infortuni di mercato e ha lasciato all'inizio delle amichevoli Lozano fuori, poi è rientrato, ha lasciato in un amichevole Zielinski fuori e poi è rientrato, dobbiamo capire se Garcia, una volta che il mercato si sta per chiudere, si definiscono le situazioni, ci deve essere un incontro con il presidente e Garcia deve dire: che devo fare, li utilizzo o no? Vuoi mantenere il principio e tenerli fuori? Poi ci sono problemi anche di mobbing, dobbiamo vedere a livello legale, e lì si deve decidere, perché in questo momento le abbiamo le pedine, però se poi vengono messe fuori a livello contrattuale è diverso. Buonasera Pasquale. Idea folle di Angela. Cagliusse potrebbe giocare anche titolare domani, sono no, ma non sei pazza Angela, sicuramente il ragazzo ha dimostrato di essere pronto, la preparazione l'ha fatta, non c'è dubbio. Solamente ascoltando le parole di Garcia, lui ha detto: Nathan, serve un pochino, per entrambi ha detto, serve un pochino essere più familiari con la lingua, quindi con la comunicazione in campo. Lo stesso Anghissà arrivò, fu subito titolare e subito giocò bene, lo può fare Cagliuste, ho grande fiducia nel ragazzo, onestamente. Dobbiamo capire se però Anghissà sta bene, perché se Anghissà ha recuperato completamente, come ci diceva Garcia, e non gliel'hanno chiesto oggi in conferenza, gioca Anghissà. Se Anghissà sta bene, gioca Anghissà, e credo che il centrocampo, rivediamo il centrocampo titolare. Allora, per quanto riguarda Nathan, secondo me un'antecchia dietro Cagliuste per quanto riguarda il minutaggio, perché Juan Jesus è da considerarsi già pronto e leader, può piacere o no tecnicamente, alcune partite nel finale di stagione l'anno scorso non benissimo, lo dobbiamo dire, però già è pronto, già è leader e c'ha un'impostazione pulita e già conosce tutte le cose della Serie A. Ostigard, talento, gran colpo di testa, in crescita, anche lui merita una chance. Nathan arriva, si deve inserire nei meccanismi, ha grande tecnica, l'abbiamo vista, le sventagliate, quindi ha un buon piede e sicuramente lui dice di avere velocità, di avere copertura e tutte grandi cose sulla carta. Gli lascerei un po' di tempo per familiarizzare con i compagni. Questo poi significa, quando uno dice ci muoviamo a prenderlo, e ci abbiamo messo un po' di tempo, quindi adesso avrà bisogno di un po' di tempo, non possiamo pretendere che sia già pronto, insomma. Dopo Veiga sarebbe fattibile l'acquisto di Cup Miners. Salvatore, io ci toglierei il pensiero, non ci ho mai creduto.
Già facevo un pochino di difficoltà a pensare che con la non partenza di Zielinski arrivasse anche Veiga. Con Veiga non siamo completi, siamo completissimi, dobbiamo adesso sfoltire. Non è pensabile l'arrivo di Koop Meiners per me, perché l'Atalanta chiede troppi soldi, lo considera incedibile, è un punto fermo della loro squadra titolare, è molto 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 difficile, se non impossibile. Aggiungo, adesso si parla dell'uscita di Demme, come vi ho fatto vedere nelle coppie, nella cosa, anche se esce Demme, secondo me è difficile arrivare ad un altro centrocampista, perché dobbiamo considerare nelle coppie Zielinski-Veiga, prima coppia, Lobotka-Cajuste, anche se Cajuste può fare il vice Anghissà, Lobotka-Cajuste al centro e Anghissà-Elmas lì. Se poi Elmas Garcia lo considera più in avanti, Anghissà Raspadori, perché Raspadori Garcia gli deve trovare un posto e lo sta provando spesso anche a centrocampo, quindi abbiamo 6 già, le 3 coppie, ne abbiamo già 6 più Raspadori. Quindi secondo me è difficile che il Napoli andrà ancora sul mercato per quanto riguarda il centrocampo. È un protetto, è antico comunicatore, sì, grazie Paolo Ran. Nella questione non voglio, ne ho parlato fin troppo spesso e purtroppo non sono neanche sorpreso che il mio parere sia condiviso da tantissimi tifosi, non solo quelli che frequentano questo canale. Quando si vedono insomma gli eventi live e vai a leggere la chat, nessuno lo trova simpaticissimo, onestamente. E evidentemente si trovano a meraviglia con non lo so, onestamente è una figura che non mi fa impazzire, diciamolo, edulcoriamo. Uomini forti, pelati forti. Tra entrate e uscite, come bilancio economico della campagna acquisti, Ernesto, non è stato chiaro alla fine quanto abbiamo guadagnato da Kim. Qualcuno dice 57, 50, 60, insomma intorno ai 50 milioni. Ne hai speso una decina per Nathan, ne hai speso 12-13 per Cajuste, però a bilancio devi anche pensare ai riscatti di Simeone e il resto del pagamento per Raspadori, che vanno contabilizzati quest'anno, quindi più o meno siamo più o meno 0-0 se facciamo anche questo discorso degli acquisti che erano stati cominciati l'anno scorso e adesso si sono definiti. Credo che siamo più o meno 0-0. Lloris Lazio saltato, che poi era strano, secondo portiere così forte, così ingombrante con Provedel primo portiere, mi faceva strano questa cosa della Lazio. Bah, veramente, vabbè, se è saltato non ci pensiamo più. Allora, Transfermarkt porta meno 4 e allora Giacomo sì, più o meno ci siamo. Transfermarkt ti porta alla fine il prezzo per Kim, perché là si stabilisce se effettivamente ci siamo o no. Ma comunque, secondo te cosa manca secondo te per completare la squadra? Secondo me servirebbe un'ala che può giocare sia a destra che a sinistra, eventualmente per sostituire Kvara. E io ce l'avevo, era Hill, quello là che è di proprietà del Tottenham, che stava al Siviglia. Mancino giocava a sinistra e quindi lo puoi mettere anche a destra, secondo me, a rientrare, era forte. Però lo so, attualmente siamo comunque da considerare, perché se tu metti Elmas a centrocampo, in attacco ne siamo comunque 6, perché Kvara, Raspadori, Osimhen, Simeone, Lozano, Politano. Se non esce qualcuno di lì, sempre con Zerbin che fa così, questi giocatori che vanno piazzati. Vedevo adesso i convocati per la partita di domani. È stato convocato Russo, il giovane Russo a centrocampo. Demme non è convocato, quindi è da considerare assolutamente in uscita. Non è stato convocato Zedadka, quindi non è da considerare parte dei piani di Garcia. C'è ovviamente Zanoli, perché anche lì abbiamo tutte le coppie, e c'è ancora Zerbin. Questa è la situazione.
Brian Gill, esatto, tanto lo conosciamo, lo so. Infatti io potevo solo ipotizzare un'operazione tipo Anghissà, tipo un Dombele, dove tu fai il diritto di riscatto, un prestito oneroso, ma era difficile perché comunque è giovane, è forte, complicata. Solo a me piacerebbe vedere Zanoli alto a destra, a gamba per farlo. E su questo discorso, secondo me ha ragione Paolo Del Genio quando dice che proprio per la gamba che ha Zanoli è meglio quando parte da dietro. Se lo metti alto a destra gli arriva il pallone e si trova praticamente subito nell'1 contro 1, spesso da fermo. Ricordiamo come capita a Politano, come capita a Lozano. L'1 contro 1 da fermo è diverso dall'essere lanciato in velocità. Quando ci arriva da dietro è un fulmine, non lo fermi, è veramente un cavallo di razza Zanoli, quindi meglio secondo me che quando parte da dietro. Poi lo ha fatto in scampoli di partita nell'ultima amichevole, se non sbaglio, però ci sono già tante soluzioni. Secondo me Zanoli deve fare il terzino, ma con Di Lorenzo come può fare il terzino? Ora che Spalletti è l'allenatore della nazionale, auspico fortemente la convocazione di Gaetano. Esatto, è quello che dicevo all'inizio, Lucio, penso te la sei persa per pochi secondi. Mi chiedevo la convocazione per Insigne, se avverrà, e soprattutto Gaetano. Attenzione a Gabriele. Devo aggiustare sta cosa che sta un poco spostata. Sta animazione, sì. Devo spostare un po' animazione, ma va benissimo, perché poi qua restano scritti e lo recuperiamo subito. Gabriele, finalmente live, finalmente pallone che rotola sul campo verde. Sono gasatissimo per il nuovo campionato. Un piccolo pensiero a te, Valerio, che sei il nostro faro per l'informazione napoletana. Grazie, forza Napoli sempre. Grazie a te, Gabriele. Fatemi scrivere aggiustare Diego per le donazioni. Aggiustare Diego, perché deve essere tutto fatto bene, preciso, e non esiste proprio. Grazie infinite, Gabriele. Dai, a proposito di Fanta, secondo te qual è il portiere su cui puntare? Per me la scelta è difficile ogni anno. È difficilissimo il fantacalcio quest'anno, Valentina, un po' per tutti i ruoli, non ci sono tantissimi primi slot. Tu che fai punti su Vlahovic, sì, spendi anche tanto, ma non sai che tenuta fisica avrà. Chi ha puntato su Magnano l'anno scorso, io, non ha trovato poi una stagione difensiva del Milan straordinaria, poi l'infortunio. È chiaro, Magnano è sempre quello che è il più forte probabilmente in Italia in generale, perché ha parate, ha personalità, ha gioco con i piedi, quindi può capitare anche qualche assist diretto. Magnan è uno di quelli là che secondo me si fa preferire. Incognita per quanto riguarda i portieri dell'Inter, perché Sommer è un grandissimo portiere, ma va visto. Sì. La coppia dell'Inter secondo me è più interessante, perché Audero è un ottimo secondo. Idem la coppia del Napoli secondo me è affidabile, Meret Gollini. Szczesny è sempre affidabile se resta, e siamo lì. Provedel molto bene, meno Rui Patricio a me proprio non piace, quindi sotto quel punto di vista. E anche quelli dell'Atalanta, secondo me l'Atalanta qualche gol di troppo lo concede. Eccolo là. Ma posso spostarlo subito, secondo me? Lo sposto. Lo faccio un poco più grande. Forse l'ho aggiustato, non posso fare il replay, ma vediamo. Adamo, Fucci e il quarto viene da sé. Dai, che speriamo che porti bene. Dobbiamo essere onesti. Adesso arriviamo anche, insomma, alla... come si chiama? Alla prediction della Serie A. La scaramanzia, uno non si vuole fare sfottere, poi prendono i clip. Hai visto? Dicevi che sei arrivato da 8 e invece sei arrivato da 8. Ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Se ci sfotto, ci sfotto. Abbiamo
abbiamo vissuto questa cosa anche l'anno scorso, quando abbiamo cominciato a crederci un po' di più e qualcuno dice ma se poi non succede, che figura di merda, perché stiamo festeggiando un po' troppo. Ci dobbiamo prendere, quando ti rendi conto che si può fare. E se il Napoli riesce a trattenere Osimhen, e se il Napoli ha ancora Kvara, sì, hai perso Kim, quindi puoi pensare a qualche buco in più in difesa, però hai mantenuto l'impianto, hai aggiustato un pochino la panchina con Cajuste, così c'hai questo talento che è tutto da scoprire nel campionato come Veiga. È un campionato interessante dove il Napoli, dice bene Garcia, hai sposo le parole di Garcia, siamo tra i favoriti, non possiamo nasconderci, quindi bene. Come alla sinistra destra sono innamorato di Prestantini del Velez Sarfi. Vedi, conoscete molti più giocatori di me, io non ho proprio idea. Devo giocare di più ai videogiochi, perché con i videogiochi si scoprono anche dei talenti. Ti piace il motto di Garcia? Tutto per tutti, quasi tutto per tutti, il motto dei 4 moschettini. 4 moschettini, il 4 deve essere il nostro nuovo, anche perché se va via Demme il 4 resta libero e si può fare campioni 4 la maglietta celebrativa a fine anno, perché poi ha portato, che diamo, la 4 a Veiga amava molto il 24, ogni tanto il 28 ha indossato il 27, la 24 se l'è già presa Cajuste, e quindi potrebbe optare per la 28. 27 era il numero di Quagliarella. Vediamo che cosa succede. Il 4 potrebbe restare libero. Però quelli sono stati ufficializzati, sì, sono stati ufficializzati, però il resto dei numeri penso che siano uguali. Non c'è stata una dichiarazione, questi sono i numeri ufficiali. Vabbè. Quanti gol farà Kvara? Undici gol, 12 assist. Lasciamo i pronostici e le griglie agli altri, porta bene. Hai ragione Luigi, ma io sono creator e le devo fare certe cose. La tier list mi diverte, mi sfizia, però la voglio fare in maniera diversa, adesso vedrete come. Secondo Depura Nazionale per il calo a gennaio. Dici tu Cristian, questo è sarcasmo nei confronti un po' di Spalletti, un pochino del Napoli, tutto che poi a gennaio ricomincia un altro campionato, oppure le squadre di Spalletti hanno sempre il calo a gennaio. Ovviamente sono frasi che lui si porta appresso, però per fortuna non ha inciso tutto quello che è la storia, il precedente, insomma il pregresso di Spalletti, anche in un'annata particolare, perché era un'annata unica con interruzione per i mondiali, questo lo dobbiamo tenere presente. Fallimento, è uscita la probabile formazione del Napoli secondo Sky: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, JJ, Oliveira, e fin qui siamo d'accordo. Zielinski, Lobotka, Raspadori, Lozano, Osimhen, Politano. Quindi secondo Sky, e teniamo presente che il Napoli si è affidato molto a Sky, ovviamente per le amichevoli, ma anche visto che non c'è più il rapporto con Radio Kiss Kiss, quando c'è stato da fare mezza domanda a Garcia, solamente Sky con Modugno. Sky è il primo che fa, come sempre, la domanda così. Potrebbe essere che hanno, non dico una corsia preferenziale, ma insomma se stanno sempre lì potrebbero aver avuto il sentore. Non ce lo dice il Napoli perché il report dell'allenamento non porta notizie su Anghissà, però potrebbe allenarsi in gruppo e potrebbe non essere al 100%. Quindi in questo caso Raspadori al posto di Anghissà, quindi un centrocampo molto offensivo con sia Raspadori che Zielinski, Lozano a sinistra al posto di Kvara e Politano. Assolutamente plausibile. Se ecco, io di questa formazione metterei Elmas al posto di Politano e hai a quel punto la possibilità di spostare Raspadori e Elmas nei momenti della gara, uno più avanti, uno più indietro, uno più dietro, un po' più avanti. Politano mezzala, non mi sembra il caso. Quindi in questo caso, con questa formazione, Raspadori è a tutti gli effetti a centrocampo e tutto deve girare intorno a lui perché deve trovarsi bene la posizione. Preferirei Elmas al posto di Politano, ma vediamo soprattutto
come sta Anghissà, perché se sta bene Anghissà, va Anghissà a centrocampo e Raspadori diventa esterno destro. Può giocare sulla fascia, non lo vedo che torna indietro a difendere come Lozano, ad esempio, non lo so, lo farà. Deve trovare bene la posizione, perché non è un'ala pura, deve impararlo sicuramente, però è uno di quelli che dà tutto in campo ed è anche fisicamente tosto. Ricordate Insigne, per esempio, piccolino, però faceva la sua fase difensiva tutta fascia, dava una grandissima mano ai terzini. Raspadori è anche più muscolarmente più doppio di Insigne, di Mertens, è uno che la gamba ce l'ha, quindi se lo vuole fare lo può fare bene. Veiga numero 8, vediamo Jacopo, è un bel numero l'8, è un bel numero. Quanti gol te l'ho detto? Devi giocare di più, esatto Gigio, se no non riesco a sapere non riesco a sapere i nuovi. Vega ufficiale, non ancora ufficiale, però ne parlano di visite mediche, insomma, tra domani, dopodomani, quindi ci siamo quasi. Secondo me se si può annunciare magari lunedì, nello specifico. Adesso lo so che a noi interessa, però cerchiamo di concentrarci sulla partita, che è importantissimo. Finalmente la prossima maglietta e ci sta tutta Claudio, perché anche se finalmente aveva quel valore dell'attesa dei 33 anni, quindi finalmente era proprio la liberazione, con il 4 si possono fare sicuramente, però è troppo presto per parlarne, troppo presto. Allora volano tutti i messaggi. Ciao Lorenzo, 15 gol, Cop Miners senza che se ne va, è impossibile, sì, sono d'accordo, ma anche secondo me con la partenza di Zielinski era molto difficile Cop Miners. Però in effetti Zielinski, se si era parlato di 35 milioni sarebbe stato un capolavoro a livello economico, non si può discutere, perché un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo, un giocatore che ha la sua età, sarebbe stato veramente un capolavoro. Non è successo, dato che questi soldi non vanno a me, onestamente preferisco avere Zielinski ancora un anno in squadra, che so quello che mi può dare, e così do più tempo a Veiga di crescere senza il patema d'animo di essere subito pronto e decisivo. Va proprio liscio. Allora, chi prenderesti al posto di Lozano come eventuale sostituto? Ne abbiamo già parlato, io il nome ce l'avevo, ma non è fattibile, che è Bryan Gil. Siete bellini a chiedermi tutte queste cose di Lozano e Politano. Restano tutte e due. Secondo me Lozano, segnatevi questa cosa, fate il clip, per Lozano se ne può parlare a gennaio, perché la MLS è chiusa, non hanno fatto in tempo, e quindi se la pista americana è calda se ne potrebbe riparlare a gennaio, e secondo me a gennaio è l'ultimo momento in cui puoi guadagnarci qualcosina, perché sennò poi vanno nella scadenza e lì ci perdi troppi soldi. TMV conferma l'indiscrezione di Petulà, ci sarebbe un'offerta per Zanoli da parte dello Sporting di circa 8 milioni, le parti stanno dialogando, non c'è stata né chiusura né totale apertura. E così non significa niente, amico mio, nel senso non c'è chiusura, non c'è apertura. Il fatto è che se lo cedi adesso devi trovare un terzino di riserva, e a questo punto dovremmo capire, visto che Faraoni si parlava di cosa avrà mai fatta, e visto che conosciamo bene, anche se però 8 milioni a Zanoli secondo me lo stai svendendo. Secondo me il Napoli non ha bisogno di 8 milioni, e Zanoli è uno che può crescere, può valerne 20 tranquillamente se ha un po' di continuità. Comunque, se il Napoli lo vuole fare, si riapre la pista Faraoni. Conosciamo benissimo il procuratore, che nelle ultime dichiarazioni ha detto: no, ma quando mai ero io nervoso, non volevo dire questo, lo sapete, fare il procuratore è stressante. Però lui ci disse: Mario Ruiz contento tra gli scontenti,
poi fa il passo indietro, Faraoni sta bene a Verona, è tutta una cosa inventata. A questo punto, visto che le parti si sono riconciliate, anche il rinnovo di Mario Rui è avvenuto dopo il rinnovo di Di Lorenzo, potrebbe essere che a quel punto, se il Napoli aveva individuato in Faraoni la pedina per il vice Di Lorenzo, si può pensare, anche se poi il Verona ce l'ha il tempo di sostituirlo, perché Faraoni è sempre capitano e va a sostituire, titolare inamovibile di quella squadra. Un altro giocatore che uno si potrebbe prendere al fantacalcio e che poi non ha più senso. È proprio così. Zielinski non rinnova, non lo so, non ci sono notizie in merito, Maregnaro. Io credo che, se ci avevano detto, lui è dispostissimo a fare il rinnovo abbassandosi un pochino l'ingaggio, non se ne è parlato più. Ragazzi, 10 sono le dita di De Laurentiis, le penne quelle sono, i contratti sono lunghi, facendo tutto da solo, io non lo so Meluso che sta facendo, non lo so Micheli che sta facendo, insomma ci sono varie figure, ma non sappiamo se adesso questa storia di Veiga probabilmente è stata un'operazione non facilissima per arrivare all'accordo tra le parti. Metti un attimo in pausa i rinnovi e poi ci pensi quando hai chiuso il mercato, perché tu i rinnovi li puoi fare tranquillamente anche a stagione aperta, non c'è fretta secondo me, soprattutto se Zielinski ha dimostrato un grande attaccamento e se la moglie ha detto in Arabia non ci voglio andare o se lui non ci vuole andare, quindi c'è meno fretta per questi rinnovi, non c'era assolutamente fretta nemmeno per Mario Rui e Di Lorenzo, va benissimo. Angela Guido è impegnatissimo, sta in questo momento sta lavorando, ma c'è una sorpresa per voi che vi farò vedere tra 10 minuti. Non credi che con la permanenza di Zieru sarebbe stato meglio investire il capitale su un esterno destro forte? Con la permanenza, tu dici tu invece di investire su Veiga. Sono d'accordo in parte, ma un acquisto come quello di Veiga, se tu hai individuato, se tu ti fidi, se tu l'hai studiato, non l'hanno conosciuto quest'anno. Sono profili che sicuramente il Napoli aveva già individuato tra gli addetti ai lavori, si sa, se tu l'hai individuato lo devi fare adesso. È un po' come Fabian all'epoca, clausola, lo prendi prima degli altri grandi club che c'erano intorno. Un po' come Osimhen, fu pagato tantissimo, ma quello era il momento in cui potevi battere gli altri, la concorrenza, e devi farlo anche se pensi che non ti serve in questo momento. Veiga lo devi bloccare subito perché sennò te lo soffiano. Napoli beffato, e invece no, nel momento in cui l'hai individuato questo era il momento di farlo, quindi bene che si faccia anche con la permanenza di Zielu. E poi a destra, insisto, se non partono quei due non si può non si può fare troppa folla di esterni, perché c'è sempre Raspadori che deve trovare una maglia. È così. Bakayoko che gioca in Olanda, se non sbaglio, che giocatore è? Sì, ne parlano tantissimo, anche lì io ne ho sentito solo parlare, non gli ho visto fare partite, si parla di grande talento, ovviamente il nome rievoca giocatori diversi, però anche lì vi ripeto, se non escono è difficile. Il sostituto viene a gennaio. Lindstrom, su Spalletti hai colto l'ironia. Domanda seria invece, dici sia plausibile un centrocampo a 2 Anghissà Lobot, che di conseguenza 3-2-1 per domani? Se Anghissà sta bene sicuramente sì, anche perché ricordiamo sempre, Christian, che il centrocampo a 3 è sempre di grandissima, ci atteggiamo un'altra volta, di grandissima ibridazione, è sempre ibrido. Facciamo conto che c'è Anghissà, dove sta? Mettiamo Anghissà, togliamo Elmas, Zielinski va qua, Botka sta qua, Anghissà sta qua. Sempre con Zielinski così. Qua non ci vuoi andare Zielinski, vuoi fare quello là puro? Benissimo. Raspadori sotto punta, qua c'è Simeone, ma facciamo conto che c'è Ossi, non ci sarà Kvara, facciamo conto che c'è Lozano, perché avevo fatto tutta una serie di cambiamenti. Arusta Lozano, eccolo qua. Raspadori là, Politano qua, ci può andare Elmas là, insomma ci sono tantissime soluzioni che il Napoli può fare.
e molte più letture da parte dei giocatori che poi vedete dietro le quinte, non dovete vedere dietro le quinte, devo essere preciso e fare vedere le cose come stanno. Benissimo, andiamo. I'm scared of Vega announcement delay. I've noticed Venerato talked about him as concluded when... Neil Padula, non hai torto, ci sono dei personaggi che quando parlano mettono una pietra tombale, è fatta e quindi non è mai fatta. Ovviamente se ne è parlato fin troppo di Veiga, e quando se ne parla troppo e il Napoli non chiude, c'è sempre questa paura da parte dei tifosi del Napoli e si riecheggia la questione James Rodriguez dell'epoca, è fatta, il treno per Yuma è già a Napoli, non vi preoccupate, ve lo dico io, ve lo garantisco, e alcuni che fecero anche, addetti ai lavori, che fecero anche delle brutte figure. Poi c'è sempre l'imponderabile, vedi Samardzic per l'Inter, vedi Castrovilli che ti ritorna indietro per le visite mediche, l'imponderabile è sempre là. Io mi fido tantissimo di Fabrizio Romano, che si è creato una reputazione di serietà, non a caso, insomma, è il più seguito da tutti, e se lo merita anche. Ha poi un pool di collaboratori in giro per il mondo che seguono tutte le notizie. Con il Napoli è più difficile, però alla fine quando parlano loro è quasi sicuramente fatta. Buonasera amici bellini, Zielinski rinnova domenica. Vedi quante notizie che avete. Cosa ne pensi? 4-3-1-2, Ossi, Simeone, Raspadori trequartista, molto, molto offensivo. Sicuramente si può fare nei momenti in cui magari devi recuperare un gol, magari stai pareggiando e nell'ultimo puoi mettere dentro anche la doppia punta. Con il 3-1-2 perdi un pochino di gioco sulle fasce. Il gioco sulle fasce a quel punto lo devono fare molto i terzini che vanno, cosa che il Napoli fa, però i terzini vanno più internamente per caratteristiche, per idea di Spalletti, per caratteristiche naturali sia di Oliveira, sia di Mario Rui, sia di Lorenzo. Con questo modulo qua i terzini devono stare un po' più larghi per dare l'ampiezza, perché c'hai i tre. Però il 3-1-2 non è altro, se vogliamo, che il rombo a centrocampo del 4-4-2 famoso del Milan. Siamo lì, quindi dipende molto là dai terzini. Ho paura di Garcia, spero si riveli un buon allenatore. Lorenzo, la prima impressione al momento dell'annuncio io ebbi un pochino un sussulto, ma probabilmente qualsiasi allenatore mi avrebbe dato un sussulto, perché era difficile salutare Spalletti. Poi l'ho ascoltato, mi sembra un allenatore credibile, c'ha un'ottima comunicazione e secondo me si farà rispettare dall'ambiente, dai giornalisti, e si fa rispettare secondo me anche dai giocatori. Vediamo in campo quello che ci può dare, perché è un pochino lontano il ricordo delle sue cose di campo in Europa. Aspettiamo, è inutile dare dei giudizi adesso. Pure Giacomo De Noc fa, seguirlo domani mattina, Forza Napoli sempre, grazie che ci sei, grazie a te Giacomo. A me fa piacerissimo quando voi seguite anche dopo in differita le live, è grande. Per me è grande onore, perché seguire una live poi postuma senza poter interagire vuol dire che siete interessati agli argomenti, ed è bello per me. Allora, Lozano Napolitano hanno comunque due ingaggi importanti, è difficile piazzarlo sicuramente, specialmente quello di Lozano. Lozano gioca meglio a sinistra, a destra, col PSV fece un anno fantastico a sinistra, con Gattuso gioca a destra, fece pure benissimo. Sono un po' confusa. Angela, l'hai descritto bene. Io per tutte le partite che ho visto fare a Lozano a Napoli lo preferisco a destra. Nel periodo con Gattuso a destra faceva i famosi fossi a terra, era un motorino inarrestabile, lo dovevi fermare, prendere per la maglietta, fare fallo, cartellini gialli, metteva dei break cross, arrivava anche al gol dalla destra.
e mi risultava un pochino più diversificava le giocate del Napoli, perché se poi ce l'hai sempre tutti e due con i piedi invertiti, Politano che rientra, e Insigne che rientra, e poi Lozano che rientra, e poi adesso c'è Kvara che rientra, c'hai un pochino, la giocata è un po' leggibile. Ora però Kvara è meno leggibile perché c'ha anche la sterzata sul sinistro e poi il cross facile col sinistro lo può fare, anche il tiro col sinistro lo può fare tranquillamente. Io lo preferisco a destra, però ha fatto bene anche a sinistra, sia con il Messico che col PSV Eindhoven. Deve star bene, deve sentire la fiducia, gli deve serve pure un po' di mazz. Ragazzi, non ci dimentichiamo il po' di mazz. Dai. Allora, sinceramente, per quanto io sia un filo societario convinto, mi sfugge completamente perché abbiamo voluto investire 40 milioni su un calciatore che non è non indispensabile e non per il difensore. Perché, Mariano, non indispensabile, siamo d'accordo, ma questo è un potenziale crack. Quando il Napoli spende i 60, 50 più giocatori, 70 per Osimhen, mamma mia, che hai fatto Napoli? E adesso vale 150 come minimo. Il Napoli individua questi profili che poi diventano forti e difficilmente sbaglia questi tipi di investimenti. Il Napoli fonda il fatturato e la struttura poi degli incassi di anno in anno sul player trading, perché te li cresci in casa, ti fanno benissimo, non li vendi nemmeno subito, perché molti dicono li vendi subito. No, il Napoli li sfrutta finché li può sfruttare e poi li vende al picco massimo del loro valore. La considerazione è stata: questo è un affare e lo facciamo adesso. Spendere 40 milioni su un difensore, secondo me i profili fatti non sei sicuro che ti garantiva un rendimento come Kim. Per Kim ne hai spesi 18 e ti ha dato un rendimento da 60. Spenderne 40 non eri comunque sicuro di avere. Certo, per me 10 per Nathan è un po' un azzardo. È un po' un azzardo. Si doveva trovare un profilo secondo me un pochino più pronto, però ci sono stati dei no, alcuni giocatori hanno preferito rimanere nelle loro cose, molti hanno rinnovato e il Napoli si è fiondato su Nathan e ha reinvestito su un affare più che un profilo tecnicamente che ti serviva. È comprensibile, diciamo. Allora, dal video del Fantacalcio non traspare però quella che è la tua idea dell'avversario di quest'anno. Questa esaltazione del bookmaker delle milanesi, Vale, dici la tua. Allora ragazzi, ci siamo perché è passata un'ora di live. Quindi vi avevo promesso il saluto di Guido e ve lo faccio vedere. Spero che il video, quando fai partire un video, potrebbe essere un po' laggante. Vediamo dove sta, eccolo qua. Ascoltate Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Prima di tutto mi auguro che stiate trascorrendo una serena e piacevole estate. Lo so, non si vede nulla, ma sono praticamente in riva al mare. Io sono in piena attività lavorativa, non bastavano le decine e decine di serate, le conversazioni di cinema, le lezioni sui grandi maestri. Ho deciso di fare anche il cinema in spiaggia. Appena finito la proiezione notturna, mi scuso per questa ripresa di fortuna, ma sono letteralmente, sentite il rumore del mare, a 2 metri dall'acqua, e vi porto i miei saluti. Per ovvie ragioni in queste serate non sarò con voi, ma questo non è detto che sia un male. Vivremo un campionato complesso, secondo me pieno di veleni, ma questo non ci deve intristire. Un abbraccio a tutte le amiche belline, agli amici bellini, a Valerio e a questo splendido cielo stellato. Ciao. Come vedete, insomma, ha sempre un pensiero per tutti voi, anche quando è impegnatissimo con il lavoro, un po' come
come me, quando pure c'ho le serate, io comunque il video quotidiano ve lo devo fare uscire, se no mi sento in colpa. E capisco quando Guido parla di possibili veleni, perché già ci stiamo addentrando. Vedi, è successo questo, il video me l'ha fatto ieri, e già è successo questa cosa di Spalletti ufficiale, e già ti può lasciare degli strascichi. Quindi nel ringraziare Guido e nel salutarlo, per fare il discorso della prediction dell'anno che verrà, io con una Brabham Tattico mi sposto così per farvi vedere una cosa. Questa è la classifica perpetua della Serie A considerando le ultime 4 stagioni. 4 stagioni. Ora, come la pizza, le 4 stagioni. Ora vedete che in vantaggio, ecco perché quando i bookmaker parlano dell'Inter si deve, uno non se lo spiega, dice ma come l'Inter ha perso con Onana, Andanovic, Lukaku, hanno perso quello e quell'altro. Sì, ma si arriva da un discorso che comprende sicuramente quello che è stato il loro percorso in Champions, avendoli portati fino alla fine, fino alla finale. Ovviamente salgono proprio le statistiche dell'Inter perché ha fatto più partite, quindi ci sono più numeri per esaltare l'Inter e la capacità di avere una buona stagione sul lungo. Se vedete, spero che si vedano bene i numeri, magari ingrandisco e mi sposto anche io, perché è più importante vedere i numeri che vedere, come diceva Gattuso, il mio bel faccione. Allora, in questi 4 anni, ora qua c'è anche un errore, me lo potete dire voi, secondo me se lo capite meglio di me. Io su Transfer Market ho scritto la classifica perpetua e 152 mi trovo come 152 partite, perché se fai 38 partite per anno ci troviamo. Non ho capito perché il Milan ce ne ha 155, non ho capito perché la Juve ne ha 153 e anche il Verona e anche il Torino e anche la Sampdoria hanno 153 partite. Non lo so. Se mi sapete dire il perché, comunque ho fatto il calcolo anche non considerando le 3 partite in più del Milan. I punti sono quelli del Milan complessivi, sono 301, quindi leggermente sotto il Napoli, ma cambia veramente poco, non cambia la posizione in classifica così come la vedete. Ora, questa classifica è una classifica abbastanza logica nel tempo, ok? Perché questa è la classifica, è la somma di tutti i punti. Ora non ci allontaneremo, per come vediamo il calcio, da questi numeri, da questo finale di classifica, secondo me anche per l'anno scorso. Il Verona ha fatto lo spareggio con lo Spezia, bravissimo Matteo, questa secondo me potrebbe significare la partita in più del Verona. Non mi spiego ancora quelle là del Milan, ci può essere stato qualche altro tipo di spareggio nei 4 anni, non me lo ricordo, non mi viene a mente. Quindi se qualcuno mi sa risolvere questo problema, comunque al fine di arrivare al mio ragionamento non cambia molto, era giusto uno sfizio che chiedevo. Comunque bravo Matteo. Partite di Coppa Italia no, perché qua si considera solamente la Serie A. Solamente la Serie A. Caro Antonio, le bandiere in giardino io le terrei, anche perché noi ce lo siamo meritato, noi ci facciamo tutta la stagione attuale con lo scudetto addosso, ce lo siamo meritato e onestamente no, aspetta, sta succedendo, fermi tutti. Vedi, lo scudetto rimane là per tutto l'anno e anche il logo azzurro fluido perché ce lo siamo meritato. Però, quindi, partendo da questa analisi, non ci discostiamo tanto, però dobbiamo considerare anche da quale stagione arriviamo, perché i presupposti della stagione che arriva si parte un pochino da quelli che erano il finale della stagione. Così è difficile fare un abbassamento di 40 punti, di quanti punti puoi guadagnare in una stagione, quanto mercato può far cambiare il volto di una squadra a tal punto che aggiunge 20 punti in più rispetto a così.
Ci saranno delle oscillazioni naturali, però nell'ambito dei 10, dei 15 è difficile ipotizzare più di quello, perché vuol dire proprio che succede il catastrofone. Quindi la presenza gentile, esatto, sta sempre presente. Di conseguenza togliamo questa cosa da mezzo, anzi la lasciamo così, ma questi, vedete, c'è ancora la Sampdoria. Io vi dico, Frosinone la metto ultima in classifica, anche un pochino guardando quello che è stato il video con l'amico Profeta del Fantacalcio, le sue considerazioni, che conosce le squadre meglio di me perché conosce meglio tutti i giocatori. Frosinone mi sembra poca roba. Lecce, Verona, queste tre squadre secondo me sono quelle che rischiano di più. Retrocessioni, Frosinone, Lecce e Verona. Mi dispiace assai per il Lecce, però Salernitana che si salva per il rotto della cuffia insieme al Cagliari e al Genoa. Fatemela scrivere questa cosa, è la rosa meno forte, sono d'accordo, infatti adesso me le analizzate insieme a me, le scriviamo insieme, creiamo un banner. Frosinone, sì, perché deve essere anche carino da leggere. Lecce, Verona, Salernitana, e poi ci metto il Cagliari. Ricordiamo le squadre del sud, scroll, add banner, Frosinone, Lecce, esattamentissimo. Quindi Frosinone, Lecce, Verona, Salernitana, Cagliari. Dopodiché andiamo ad insistere. Dopo il Cagliari, il Genoa e poi l'Empoli. Squadre che insomma se la devono svangare per spacciate, perché ci dobbiamo divertire, non so niente, non vengo dal futuro come altri, io non lo so, me la invento così, è una sensazione, deve essere una sensazione, un'intuizione. Frosinone, Lecce, Verona, ciao. Pericolo per la Salernitana, Cagliari, Genoa ed Empoli, in quest'ordine. Dopodiché campionato un po' più tranquillo, lo potete immaginare, però lo mettiamo in un ordine ben preciso: l'Udinese, il Sassuolo, magari anche Sassuolo-Udinese, forse anche al contrario, il Monza, che ha fatto un buon, secondo me, un mercato intelligente, però, e poi il Bologna. Niente di che, non ci sono grandi sorprese. L'unica sorpresa è che l'Udinese sta sotto il Monza, sotto il Bologna, perché secondo me, non lo so, dipende da come andranno poi gli attaccanti dell'Udinese, Beto che rimane, Deulofeu che ritorna, Toven, insomma ci sono una serie di discorsi da fare, però ci sono sempre delle nuove sorprese che devono indovinare le scommesse. Così la vedo per la situazione della classifica tranquilla. Dopodiché un po' più avanti di queste qua, guardando proprio sulla carta, una squadra che mi era piaciuta come si era mossa sul mercato, che secondo me tiene una bella squadra già di base, è il Torino, poi la Fiorentina e poi cominciano le sorelle. L'ultima sorella, io ci metto l'Atalanta perché cambia molto, perché De Ketelare è un meme, non lo so quanto giocherà De Ketelare sinceramente, si sono mossi molto sul mercato, hanno delle scommesse da vincere, è tosta a 8 anni con Gasperini, secondo me è tosta, avere una continuità di allenatore secondo me va bene, però dopo 8 anni è difficile, quindi li metto lì. Dopo l'Atalanta, il dubbio più grave, Lazio o Milan, chi arriva avanti tra Lazio e Milan? E qua, visto che è un dubbio, lo chiedo a voi nei commenti, chi arriva prima tra Lazio e Milan? Lo faccio fare a voi, perché poi le altre già le ho decise. Quindi ditemi voi, prima la Lazio o prima il Milan? Perché secondo me la Lazio
ha fatto un mercato oculato per quanto riguarda la panchina, sono un po' più lunghi in panchina, però perdono Milinkovic-Savic, qualcosa la perdono, in difesa si affidano sul gioco di Sarri, però adesso hanno ancora la Champions, non è facile. Ovviamente la Roma l'ho messa dopo l'Atalanta, fermi. Se dici no, non ti preoccupare Roberto. Atalanta-Roma, la Roma non mi convince. Troppo, stanno puntando su giocatori vecchi, rotti, non mi convince la Roma. La Roma non mi convince. Quindi voi dite il Milan davanti alla Lazio. La Lazio ha perso tanto, rendimento di punti di Sarri, quindi la maggior parte dice il Milan. La maggior parte dice il Milan, che secondo me è giusto, però sarà, secondo me Lazio e Milan punto a punto. Secondo me tra Lazio e Milan sarà punto a punto. No. Quindi scriviamolo bene perché altrimenti si impazzisce. Banners, eccolo qua. Quindi Atalanta, Roma, Lazio, Milan. Dopodiché si arriva a quelle tre. Quindi in questo momento il Milan entra come quarto nella Champions. Dice la Lazio perché bisogna di pace, e c'hai ragione. De Catellare rinasce a Bergamo, tiene pure i colori del Bruges. Il Milan davanti alla Lazio con la Champions non regge. Pure secondo me alla fine sì. Io vedo la Lazio competitiva, vedi, e c'è equilibrio perché secondo me le due squadre sono comparabili. La Lazio cambia meno, però perde tantissimo Milinkovic-Savic. Il Milan perde tanto con Tonali, però Tonali non è paragonabile a Milinkovic-Savic. Abbiate pazienza, fatemelo dire. Sì, è un ottimo centrocampista, duttile, si è presentato anche bene, ma non ha lo spessore e non ti sposta i punti che ti spostava Milinkovic-Savic. Se andate a vedere le giocate pericolose di Milinkovic-Savic, quanto era il suo peso nel centrocampo, anche fisicamente. Quindi, però il Milan cambia molto di più, e cambia molto di più nell'11 titolare. Ecco perché è un po' un'incertezza, però come è valso per il Napoli cambia molto, perde molti dei suoi senatori, eccetera eccetera, si devono amalgamare, può andare bene come può andare male. La differenza è che il Napoli ha cambiato sì molto, ma i titolari erano quelli tranne Kim e Kvara. Il Napoli ha aggiunto quelli là che poi sono tornati utili dopo, Simeone, Raspadori, Dombele non è servito, però quei due già significa che avevi sistemato tantissimo. Esatto, e così l'abbiamo vista. Di conseguenza Paolo mette la Juve quinta, e invece secondo me sulla Juve c'è il discorso, e l'avrete già sentito, quindi io qua lo so, ci siamo quasi. Il discorso è questo: tutti mettono l'Inter davanti. È forte a centrocampo. È forte a centrocampo l'Inter. Lautaro Martinez i gol te li garantirà. Dobbiamo vedere che impatto avrà Thuram intorno a lui. Dobbiamo capire che impatto avrà Thuram intorno a lui. Però a centrocampo sono molto forti. In difesa, secondo me, qualcosa la concedono. Quello che non concederà la Juve, perché la Juve è proprio, secondo me, in questo momento l'opposto dell'Inter, cioè sono molto solidi in difesa e secondo me prenderanno pochissimi gol la Juve. Di conseguenza io metto l'Inter terza, la Juve seconda e il Napoli, udite udite, lo confermo primo in classifica. Per due motivi. Uno, non ce la faccio a dire che il Napoli arriva secondo con la Juve, no? Non lo voglio dire. Secondo motivo, il Napoli che mantiene Osimhen, che mantiene Kvara, che mantiene Lobotka, Di Lorenzo, Rachmani, l'impianto di squadra che ha fatto così bene l'anno scorso,
È vero, abbiamo un nuovo allenatore, è vero, però abbiamo messo un puntello al centrocampo che secondo me sarà importante, e se Veiga esplode subito, secondo me non possiamo far altro che divertirci. Abbiamo il punto debole dell'ala destra? Benissimo, c'è un Raspadori in più, c'è un Elmas con un anno in più di esperienza. Garcia ha dimostrato già di non avere delle gerarchie già stabilite, a parte Raspadori perché l'ha da fare un capo a forza. Di conseguenza non ci possiamo nascondere quest'anno, dobbiamo essere tra i favoriti. Arrivare punto a punto con la Juve, molto pericoloso, molto pericoloso. Ah, pagliaccio, il retropensiero. È vero, è la verità assoluta dei fatti. Però sono l'unico a ritenere che la Juve si sia indebolita e che farà fatica ad arrivare quarta. Roberto, c'è il discorso che non hanno le coppe. C'è il discorso che non hanno le coppe e che anche in un'annata disastrosa l'anno scorso, se non avessero avuto la penalizzazione, sarebbero comunque arrivati in Champions. Anche in un'annata disastrosa, in un'annata dove sembrava quella era da esonerare subito. Giocano male, vincono 1-0 tutte le partite, in qualche modo vincono, hanno un quadrato in meno sicuramente, ma UEA sarà uguale, andrà avanti e indietro, si butterà a terra. Quindi secondo me non colmano il gap di punti, ma avranno solidità. Secondo me è lì che punta tutto, sulla solidità, e poi qualcuno si inventa qualcosa là davanti. Tutto questo ovviamente, se si vendono Kostic all'improvviso, se fanno Lukaku, se se ne va Vlahovic, se Chiesa, se arriva Berardi, se Chiesa, tutto questo è variabile perché il mercato non è ancora finito, e qui, ma anche a mercato finito mica vi posso dire quello che succederà. È un giochino, e nel giochino, visto che abbiamo tolto la scaramanzia da mezzo l'anno scorso, io dico che il Napoli non si può nascondere, e con Osimhen e Kvara già devi essere un passo avanti a tutti. Il Milan si è cambiato molto, Giroud ha 97 anni, li fa tutti Chukwueze i gol, Pulisic, Leao, li farà Leao probabilmente. Difficile. Sì, sono tifoso, è chiaro, non sono tifoso. Ma Antonio, nello specifico però, sono tifoso, è vero. Però guardatela la classifica degli ultimi 4 anni, perché sì, sono tifosissimo, ma guardiamola la classifica degli ultimi 4 anni. Il Napoli sta sotto all'Inter di una ventina di punti, e sono i 20 punti che hai messo di distacco l'anno scorso. Il Napoli è costante nel suo rendimento in campionato, nonostante non sei una superpotenza economica. Guarda che è importante questa cosa qua. Lì con il Milan, lì con la Juventus, siamo lì, molto più avanti l'Inter, perché l'Inter è molto più avanti nella continuità degli ultimi 4 anni, hanno fatto meglio degli altri, però hanno cambiato anche molto quest'anno. Quindi non ci arrivo proprio con la follia del tifoso, ci arrivo anche perché secondo me ci può stare come ragionamento. Se è vero come è vero che le classifiche non si rivoluzionano da un anno all'altro, il Napoli che aveva fatto quinto, terzo, primo, possiamo arrivare terzi, possiamo arrivare secondi, ma che sballo sarebbe se arrivassimo primi. Si entra proprio nella storia, mentre io vi faccio questa previsione che è di speranza, che è di voglia di stupire, eccetera eccetera. Io so benissimo che tranne quelle là nessuna si è ripetuta un anno dopo un altro. Qua parliamo di valutazioni delle rose sulla carta, quando ti va tutto bene, quando tutto funziona bene, gli infortuni, non ci sono infortuni. Poi ci sono altre dinamiche, attenzione, ci sono altre dinamiche. Quelli che dicono, ah, Spalletti me lo vuoi far pagare? Allora te la faccio pagare. Giustamente Polli si è resa conto che non siamo arrivati a 300 like, siamo stati più di 300 nella live per tutto il tempo. Che si fa? Che cosa si fa? I like. No, io non sono preoccupata, Santa, no.
No. Fai conto che Kvara si allena contro Di Lorenzo che è forte e lo conosce bene e comunque se lo fa. In allenamento Kvara Di Lorenzo se lo fa. Quindi non vi preoccupate. Se non si attenzione, io la dico precisa. Se vedete Kvara interstardirsi sui dribbling è perché lui sa di poterlo fare, si sente di poterlo fare e soprattutto perché non ha il movimento senza palla intorno a lui. Se si sente isolato, Kvara proverà il dribbling e fa bene anche a provare perché poi crei la superiorità numerica. Se Olivera lo accompagna, Kvara gliela passa e siamo anche più imprevedibili. Se lo accompagna Mario Rui, se lo accompagna Zielinski, se si crea un turbinio di tecnica e di passaggi di prima con Veiga, ragazzi, è tanta roba il Napoli, veramente tanta roba, e non credo, perché dalle prime uscite di Garcia io non ho visto una rivoluzione tattica. Si ripartirà da quello che il Napoli già sa fare come modulo, come idea di gioco, come filosofia offensiva, si riparte da quello, non ci saranno grandi rivoluzioni. Quindi per questo il pericolo è ma c'è l'allenatore nuovo, sì, ma non è che ci mettiamo con la difesa a 3 e cambia tutto. Cambierà veramente poco. Il mister è credibile e quindi perché Kvara dovrebbe andare indietro e non dovrebbe andare a crescere visto quanto è giovane e potrebbe inventarsi nuovi modi di saltare l'avversario, potrebbe essere ancora più imprevedibile. Andate tranquilli. Non lo so per quanto riguarda il fantacalcio perché potresti pagarlo troppo per l'hype e non so quanto sarà titolare da subito. Calma. Un terzino destro come cambio al capitano. C'è Zanoli in questo momento. Se Zanoli va via, ritornerà in auge il discorso di Faraoni e capiremo. Credo che dobbiamo convincerci che il Napoli è forte. Arturo, secondo me sì. Quando mi dicevate sei tifoso e ci sta, sì. Però io in passato, quando ho fatto le prediction, ho messo anche il Napoli. Non ho detto tutti gli anni che il Napoli vinceva lo scudetto. Io l'anno scorso l'ho detto dopo la vittoria col Milan, ho detto il Napoli ha il dovere di provarci e poi mano a mano con le altre vittorie, la vittoria con la Roma, la vittoria con l'Atalanta, ti sei reso conto, ho detto proprio giù la maschera, quest'anno è fatta, si può fare e non mi sbilancio quasi mai io, veramente non mi sbilancio mai perché si fanno brutte figure e poi è inutile, sono frasi che restano così. Quest'anno io non vi dico che mi sbilancio, che lo stravinciamo come l'anno scorso, è difficile stravincerlo come abbiamo fatto l'anno scorso, però che ce la giochiamo con quelle 3, tra le prime 3 posizioni, io credo che deve cadere un meteorite per far uscire, ecco, diciamola così, questa poi diventa una clip, deve cadere un meteorite per far uscire il Napoli dai primi 4 posti, va bene? È plausibile? Fate la clip, poi se il Napoli esce vediamo quale meteorite è caduto tranquillamente, non c'è problema. La coppia Caiuste e Zambò ti piace in ottica fantacalcio? Sì, soprattutto se hai lo switch, anche se io credo che Anghissà è titolare inamovibile. In ottica Coppa d'Africa è chiaro che Caiuste è il suo sostituto naturale, quindi va bene. Se hai lo switch te la puoi anche giocare, ma non è un ballottaggio alla Mario Rui Olivera. Anghissà è il titolare, Caiuste è il panchinaro e Caiuste anche da come si è presentato ha detto io non ho velleità di minutaggio, non mi interessa partire da titolare, quanti minuti gioco, io devo aiutare la squadra, sono un piccolo pezzettino di un ingranaggio generale fortissimo. Si è presentato con grandissima educazione, con grandissima umiltà e secondo me tecnicamente, fisicamente il ragazzo è anche forte, quindi sicuramente avrà il suo spazio, ma non parte titolare. Allora, esatto, e lì non ci si può fare niente. Lì non ci si può fare proprio niente. E abbiamo un nuovo dei nostri, Tomant Gin, benvenuto sul canale alla grande. Questa è la classifica finale, divertitevi. Assolutamente sì, amico mio Mastiff, con Paolo ci sentiamo
ci sentiamo anche in privato. Io non lo contatto tutti i giorni perché voglio anche far stare tranquillo, non mi sembra il caso. Però abbiamo parlato anche tatticamente, perché io, quando c'è stato il momento in cui è entrato Demme nell'ultima amichevole, la penultima ultima amichevole, quando entra Demme si sente Garcia che gli dice proprio 4-4-2, e io ne avevamo parlato, no? Diego Pugliese. Quindi io devo aggiustare questa cosa, perché non si legge completamente, quindi sì, devo aggiustare sicuramente un pochino. Sì, perché vedi, esce fuori. Aggiusterò perché poi vedremo. Grazie Diego, dove stai? Dove stai? Un abbraccio da Barcellona, difendiamo il tricolore, forza Napoli sempre, ti scrivo quando esce il libro. Bravissimo Diego, non vedo l'ora, è bellissimo, è bello poter scrivere di un exploit così straordinario, e ce ne sono tantissimi di libri che ne sono usciti che hanno parlato di questa annata straordinaria. Non puoi mancare tu, sicuramente non puoi mancare tu. CNN, secondo te se Zambò recupera domani si potrebbe vedere Mario Rui? Perché penso che senza Ghiscià ci sta. Esatto, io questo poi avevo pensato, però se dovesse recuperare la qualità del maestro aiuta. Sono d'accordo Valentina, io ho fatto anche un discorso di Mario Rui è rientrato, cioè Olivera non ha avuto problemi fisici, Mario Rui qualche problemino lo ha avuto. Conosco veramente pochissimo il Frosinone per fare dei discorsi logici e dire lì su quella fascia serve un pochino più se si buttano in contropiede, però hai ragione che la qualità di Mario Rui, visto che faremo una partita di attacco, sicuramente aiuta. La fisicità Garcia l'ha richiesta, quindi io penso che abbia un occhio di riguardo verso quelli che hanno più centimetri e più chili, anche perché la puoi sbloccare. Ragazzi, Frosinone si difenderà, la dovremmo probabilmente sbloccare anche sul calcio piazzato, e Olivera è uno di quelli che va nei calci piazzati, e qualche gol lo stava facendo, quindi propendo per la fisicità anche con Anghissà, però capisco il discorso che fai. Con grafica nuova e sottopancia a scorrimento para CNN, pure così, il sottopancia poi è il giochino. Silvestro, sostituto di Lozano tra Bakayoko, Lindstrom, Zegova e altri calciatori. Lindstrom è quello che abbiamo visto di più sicuramente, gli altri non li conosco proprio, e io mi fa impazzire che voi continuate a chiedere il sostituto di Lozano. Ma Lozano sta qui, Lozano si è impegnato moltissimo nel ritiro, l'ho visto anche sorridente, l'ho visto sul pezzo, non l'ho visto scontento tra gli scontenti, e secondo me potrebbe anche aver convinto Garcia che merita il posto da titolare. Il fatto che lo abbia citato in conferenza potrebbe sorprendervi Lozano quest'anno. Il tifoso in generale è un pochino troppo severo con Lozano, sia con Lozano che Politano. Io lo capisco che in un'annata straordinaria come quella dell'anno scorso ti aspetti un po' di più da tutti, però può essere pure che gli altri sono andati troppo oltre i loro limiti e Lozano e Politano hanno fatto una stagione onesta, normalissima, tenendo più uno sguardo alla fase difensiva, perché dall'altra parte si attaccava come dei dannati, e quindi un po' più di equilibrio, anche Di Lorenzo andava, un po' più un occhio, e alla fine nella scatola della partita ci hanno messo qualcosa di meno vistoso, e quindi così. Se il sostituto di Kim sarà all'altezza, il più sarà fatto. Massimo, io credo che qualche gol in più ce lo possiamo aspettare di subire, perché Nathan, per quel poco che abbiamo visto, Juan Jesus o Ostigard sono tutti e tre inferiori a Kim. Ma Kim, tu dicevi lo stesso di Koulibaly? No, io misi un punto interrogativo. Secondo me Koulibaly è più forte di Kim, ma misi il punto interrogativo. Il più lo misi solamente per Simeone. Dice Simeone al posto di Petagna è sicuramente un più. Misi il punto interrogativo su Kim perché Koulibaly fortissimo, ma aveva anche lui dei momenti di alti e bassi. Ce li dobbiamo ricordare le cose. Kim, la sua forza è stato che non ha avuto momenti, ha avuto proprio la continuità.
è stato proprio un rullo compressore di continuità. Juan Jesus ha questa fama di continuità assoluta? No, qualche cosina la lascia per strada. Ostigard può farlo in futuro? Sì, però abbiamo visto qualche sbavatura così. Nathan può diventare una sorpresa? Così? Sì, ma dobbiamo aspettare un attimo che si organizza con la lingua e con i compagni. Quindi lì qualcosina l'abbiamo persa. Possiamo, però Garcia ha detto un gol in più, e può essere pure che un gol in più lo facciamo. Un gol in più degli avversari. Rachmani è lentissimo, ricordiamo la semifinale di Champions, quanti metri ha perso sulle AO, se c'era Kim non pressava, se c'era Kim non passava. Non lo so, no, lentissimo no, è chiaro che se metti Rachmani contro le AO, ma se metti chiunque contro le AO e ti fa in velocità, non lo prendi, le AO se ne va, non gli devi far arrivare la palla pulita alle AO, non deve proprio arrivarci in quella situazione. Rachmani lentissimo no, velocissimo nemmeno, giocatore più di posizione, è chiaro che Kim è un'assenza che pesa, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche con Kim le prime partite subiamo più gol, poi si trovò la quadra, esatto. Veiga giocherà al posto di Zielo, quella dovrebbe essere la posizione più logica. Qualcuno dice che Vega può giocare anche sull'esterno un pochino più in attacco. Secondo me la posizione più logica è quella, cioè il centrocampista con un po' più di vocazione offensiva, perché il ragazzo tira in porta, il ragazzo ama il tiro in porta e tira bene in porta, quindi questa è una delle cose che facciamo di meno, in generale il calcio fa di meno il tiro dalla distanza, perché il calcio è diventato sempre di più analisi delle statistiche, visto che le analisi degli XG, tu più ti allontani dalla porta e meno possibilità hai di segnare statisticamente, proprio matematicamente, il calcio è diventato sempre più arriviamo in area, arriviamo fino sul fondo per crossare, perché il tap-in è più efficace di un bellissimo tiro dalla distanza, dove magari puoi trovare la gamba di un difensore, puoi trovare la parata del portiere, puoi prendere pali, traverse, puoi andare fuori. Il tiro dalla distanza, che è un gesto tecnico bellissimo, è meno popolare negli ultimi anni, perché negli ultimi anni il calcio sta andando verso lo studio dei numeri. Lo so, è meno romantico, lo so bene. Però per questo è una cosa che si fa di meno, quindi non solo il Napoli lo fa di meno. Zielinski non tira più dalla distanza, non solo il Napoli, in generale sto ragazzo può essere che essendo più giovane se ne frega e ci prova di più perché se lo sente nelle gambe e magari ci proverà un po' di più. A noi sono mancati l'anno scorso, meno male che abbiamo preso Veiga. Anche Zielinski lo può fare tranquillamente, però Zielinski secondo me ha più capito che è meglio arrivarci. Pensate al gol di Raspadori contro la Juventus e Zielinski arriva lì, fa quella finta di corpo e la scarica su Elmas che è meglio piazzato. Anche da lì stai al 93esimo, magari stai poco fuori dall'area, magari provi a tirare e becchi la gamba del difensore della Juve, invece Zielinski ti fa quella cosa così, la scarica su Elmas di prima, morbidissimo, per Raspadori che di prima, non morbidissimo, tostissimo di sinistro, Buca Szczesny. Zielinski è pensa più al risultato finale di squadra che non al proprio personale. Anche quei bellissimi controlli orientati che lui ha non sono fini a loro stessi, è sempre per avanzare qualche metro, per rendere l'avversario, per fare un movimento in più all'avversario che poi alla fine risulta sfinito. Zielinski, ragazzi, non lo togliete subito dai titolarissimi, secondo me ci vuole un po' di tempo per avere tutto quello che ti dà Zielinski, ma su Zielinski può essere pure che ho io il debole perché è troppo bello da vedere con entrambi i piedi, è su Elmas che non discuto più Elmas è forte, punto e basta. Kim e Rudiger sono stati gli unici due a non subire nessun dribbling in Champions. Mamma mia, questa è una statistica bellissima.
Causa Spalletti, aspettiamo Seyman, non lo so se si deve arrivare in tribunale, io mi auspico che non si debba arrivare in tribunale. De Laurentiis non si mette paura di farlo sicuramente, perché ricordiamo, no, post ammutinamento, mano a mano che i giocatori venivano venduti, dovete pagare le multe, dovete pagare le cose. Maksimovic pure nell'ultima intervista disse mi dispiace che poi alla fine ci provate su lì e tutti gli altri tranquillamente. Quindi De Laurentiis potrebbe anche farla la cosa fino per il principio fino alla fine e andare, però sono brutte cose, ti metti contro la nazionale, ti metti contro uno che fa parte della tua storia perché ti ha dato lo scudetto, crei di nuovo una divisione tra i tifosi pro e i tifosi contro, sarebbe un peccato. Ci siamo auspicati a inizio live una soluzione pulitissima, che sia Spalletti che li paghi di pugno suo e se lo può permettere, che sia la federazione che li paga parte dello stipendio e quindi versa nel Napoli, dopodiché il Napoli fanno una bella conferenza congiunta e il Napoli dice questi soldi in beneficenza, così nessuno dice pagliacci avete soldi della FCC, siete aiutati dalla Lega Calcio, perché dicono cose, ho sentito cose assurde che il Napoli è aiutato dalla federazione, mai sentito cose più divertenti di queste. Per non farli parlare proprio, visto che De Laurentiis ha detto testualmente 1 milione, 2 milioni non sono niente per il Napoli e ancor meno per Aurelio De Laurentiis, afferma Aurelio De Laurentiis, beneficenza, soldi che devono arrivare per il principio che è giusto, beneficenza assoluta, ma non beneficenza alla scuola, alla federazione giuoco calcio, non beneficenza a Spalletti, perché Spalletti comunque è venuto meno per motivazioni che posso anche condividere. Siamo chiari. Se Spalletti non aveva intenzione di avere a che fare con De Laurentiis per un altro anno, ha tutto il diritto di andarsene, nessuno ti può costringere, ed è De Laurentiis il primo a dirlo, io non costringo nessuno, se non vuoi stare a Napoli è un privilegio, tutto giusto. Di conseguenza perché dovevi costringere a Spalletti? Di conseguenza nessuno ha costretto nessuno, hai messo la penale, Spalletti ha firmato pur di liberarsi perché non ce la faceva più, era stanco e aveva paura, non sopportava più di stare a Castelvolturno sul lettino, non gli piace il caffè di Starà, qualsiasi sia la motivazione di Spalletti, fatti suoi, hai firmato, il principio deve valere, il contratto deve valere, qualcuno paghi e poi beneficenza e se ne escono tutti puliti e tutti zitti, tutti zittissimi. Possibile vedere Raspadori mezzala, Elmas esterno sinistro o non ha senso invertire questi due? No, mi piace. Io vedo più, credo che visto che sta provando Raspadori a centrocampo Garcia e anche per avere delle soluzioni un pochino più offensive contro squadre piccole che si chiudono, quindi ci sta tutta come discorso. È chiaro, Elmas fa più legna, Raspadori deve ancora imparare, ma ci sarà meno legna da fare. Elmas esterno sinistro per me va benissimo e forse ancora meglio perché Raspadori ama stare in mezzo. Questa è la differenza, è che Raspadori gli piace proprio stare nel traffico più centrale, punta sotto punta, nel suo desiderio generale. Ecco perché secondo me Garcia lo prova al centrocampo, più a centrocampo ibrido. Elmas sulla fascia sta benissimo, su entrambe le fasce, quindi ha senso come discorso. Io non vedo l'ora di vederla sta partita perché capiremo tutta una serie di cose, di chi sta meglio, di chi è più disponibile. Davvero giustifichi il comportamento di Spalletti, Gravina e Sinatti, anche perché Sinatti va in nazionale, era tutto programmato. Non era programmato niente, Giuseppe, non era programmato niente. Se Sinatti sta a piedi è normale che Spalletti se lo porta, visto che si fida e si sono trovati bene. Io non devo giustificare niente. Gravina che c'entra? Mancini si è dimesso, Gravina gli serve un allenatore, il miglior allenatore disponibile Spalletti, Gravina se lo va a prendere. C'è la penale, Gravina deve pagare perché è sempre stata la squadra che ti compra che paga la clausola o la penale, l'accollo che dice De Laurentiis nel comunicato.
Se non lo vuole fare Gravina, lo deve fare Spalletti, quindi non sto giustificando niente. Non posso immaginare che Spalletti sapesse già quando Mancini aveva intenzione di dimettersi, o nel caso in cui di uscita dagli europei c'era la clausola per il licenziamento automatico da parte di Gravina, che Spalletti pensasse alla nazionale. Sono tranquillamente convinto, perché io l'ho detto il 22 maggio, prima di, quando ancora ci diceva, tutti quanti dicevano il colpo di teatro, ci stanno depistando, De Laurentiis lo presenta. No, il 22 maggio io vi ho detto Spalletti, l'unica soluzione, nessuna squadra di club, nazionale ad un certo punto, se lo merita e va bene. Quindi io non credo che lui lo sapesse già così a urto, magari a metà stagione, a fine stagione l'anno prossimo. Ricordiamo che Mancini aveva appena avuto in gestione anche Under 20, Under 21, poi Gravina gli ha cambiato le carte in tavola, gli ha cambiato lo staff, e quindi poi Mancini ha deciso di non continuare. Però c'era anche una programmazione da parte della Federcalcio che era diversa. Avrebbero continuato con Mancini almeno fino alle qualificazioni dei prossimi europei. Quindi non credo che Spalletti già avesse deciso. Che c'era la possibilità, ma certamente. E perché mi devo rizelare? Non mi devo rizelare di niente. Io parto da un presupposto che secondo me non tutti tengono presente. Rimanere nella società sportiva Calcio Napoli non è facile, perché se se ne vuole andare Spalletti e se ne vuole andare Giuntoli e quell'altro se ne voleva andare, l'altro non si fidava di restare, non è facile. E ci sono delle persone che si danno il pizzico sulla pancia, perché comunque a livello professionale ti conviene, perché si lavora bene probabilmente, perché fai dei grandi risultati, perché ti valorizzi, perché ne esce bene la tua carriera. Ma può essere pure che i rapporti interni, voi per fortuna vostra vi siete dimenticati quello che è successo con Gattuso. Ancelotti era troppo un signore, ma lo stesso Ancelotti ha dichiarato quest'anno, insomma recentemente, la cosa migliore che potessi fare a Napoli è quando ci siamo divisi e quando siamo andati. La cosa migliore che potessimo fare tutti e due è quando ci siamo divisi, quando ci siamo allontanati l'uno dall'altro. Non è facile, voglio avere a che fare con della Laurentiis. Secondo me è tosta, e specialmente poi se si è impuntato magari sulla sconfitta contro il Milan per 4-0, oppure se ha alcune altre cose che gli rinfaccia, che gli ha rinfacciato dell'anno precedente, perché ricordate l'anno precedente, aggiungiamoci non solo De Laurentiis ma anche l'ambiente che non sempre è stato dolce di sale con Spalletti, quando c'era da criticarlo. Ha vinto, ciao, quindi non c'è niente da giustificare, e non ho problemi con Spalletti, onestamente. Bisogna risolvere la cosa, perché non si devono lasciare strascichi, però io con Spalletti non ho problemi. De Laurentiis può piacere o no, è una persona che non si fa mettere i piedi in testa. Sì, perché poi se pure pensi alla questione di Higuain, alla fine convenne al Napoli, il Napoli si mise d'accordo con la Juventus, non ci fu il pagamento della clausola, ci fu la divisione in 2 tranche con sconto, quindi quello che gli conviene al Napoli il Napoli fa, sicuramente. Anche al Milan è dato via tutto lo staff dirigenziale, e certo non sono arrivati i risultati in quell'anno e hanno fatto fuori tutti quanti i vari Maldini, e adesso la nuova situazione si stanno muovendo per cambiare, perché non è andato bene il mercato dell'anno scorso e adesso stanno cercando di correre ai ripari. Si rischia, perché si rischia. Clippate il commento: Spalletti vincerà il mondiale 2006, si chiuderà con i fiocchi una carriera piena di sfizi. Clippate il commento, ragazzi, clippate il commento. Con l'arrivo di Veiga pensi sia il centrocampo più forte del campionato, o vedi sempre quello dell'Inter un po' più avanti? Quello dell'Inter, se fosse arrivato Samardžić, io comparavo Samardžić con Veiga, Mkhitaryan con Zielinski, Lobotka Çalhanoğlu, Barella Anghissà, poi c'hanno Frattesi
Elmas, e chi c'era? Sensi Caiuste? C'hanno ancora Slani o no? Penso Sensi in questo momento va considerato. Con Samardžić li trovo molto simili, senza Samardžić qualcosa in più il Napoli in questo momento. Si chiedeva di pagare un suo debito che col Milan poco c'entrava. State parlando tra di voi? Qua almeno ci sono carte scritte. Il passaggio di Spalletti quando stava ancora sotto contratto con l'Inter. Sì, non credo tanto alla narrativa dell'insofferenza con ADL, seppur intemperante e talora sconcertante. I signori in questione hanno fatto scelte opportunistiche, mi pare eccessivo considerare le vittime. Ma non sto considerando vittime nessuno, Luigi, assolutamente. Hanno fatto delle scelte. Spalletti ha fatto la scelta di chiudere il rapporto per troppo amore, per stanchezza. Io alla stanchezza ci credo, perché secondo me non è facile tenere quei ritmi 2 anni e dare il massimo possibile. La stanchezza ci credo. Non mi paragonate essere l'allenatore del Napoli con l'essere l'allenatore della nazionale. L'allenatore nazionale che energie via ti porta? Onestamente, io alla stanchezza ci credo. Ci aggiungo una convinzione personale che secondo me i due, De Laurentiis e Spalletti, non si sono mai amati, a parte l'inizio, dove l'inizio è sempre il miglior allenatore, si abbracciano così, dopodiché si scoprono i caratteri nel breve periodo e non si amano, non si sono mai pigliati. Hanno continuato per quieto vivere. Spalletti si è chiuso nel lavoro e ha portato avanti una stagione straordinaria. Non mi paragonate la stanchezza che ti porta a essere allenatore del Napoli con la stanchezza della nazionale, perché in nazionale, uno, sei protettissimo dall'ambiente, da tutti i giornalisti, finché non fai dei disastri. Addirittura Mancini è stato protettissimo anche dopo i disastri finali, perché si portava la vittoria dell'Europeo e quindi aveva un credito illimitato. Dall'ambiente sei protettissimo, devi lavorare tutti i giorni? Assolutamente no, devi fare le chiamate, scegli, poi fai degli incontri, parli. È poca roba fare l'allenatore nazionale, è uno sfizio, ma sicuramente non ti porta via la stanchezza che ti porta l'allenatore di una squadra pesante come il Napoli. Quindi va benissimo. Se Spalletti avesse fatto già il secondo anno contro Voglia anche per la piazza, può essere anche questo contro Voglia, ma poi tu puoi anche non amare. Ricordiamoci come abbiamo cominciato l'anno scorso, con la contestazione, con gente che gli gridava qualsiasi cosa a Spalletti perché lo accusava di essere yes man nei confronti di De Laurentiis. Ti devi dimettere perché ti sta vendendo Kim, ci sta vendendo Koulibaly, ti sta vendendo Mertens, ti devi dimettere, altrimenti sei complice di De Laurentiis pure tu. Contestazione a Spalletti sul palco di Di Maro, e Spalletti che doveva dire shh, ricordiamoci come abbiamo cominciato. Quindi può essere pure, ma ci sono anche dei rapporti che si crea con la squadra, delle sfide personali. Spalletti dice: io mi guardo intorno, questo c'ha talento, questo qua mi è rimasto, questi qua secondo me se cominciamo bene io ci credo, e in una stagione dove le altre hanno fatto schifo, diciamolo tranquillamente, vai sull'acceleratore, vinci tutte le partite che puoi vincere subito e andiamo a fare la storia. Poi tutto il contorno, il rapporto con De Laurentiis, il rapporto con i giornalisti, con l'ambiente, con i tifosi, viene dopo, quando sei così concentrato per fare la storia con il Napoli. E poi, per tutti quelli che sono risentiti, che adesso dicono Spalletti l'aveva già pensato prima, ragazzi, quello che dice De Laurentiis sul fatto di il pericolo di essere appagati è vero. De Laurentiis lo dice un po' per pararsi la palla e dire questa è una grande scelta, non avere Spalletti e avere il nuovo allenatore, però potrebbe anche essere vero, perché la doppietta la fece anche Garcia con il Lille, lui rimase e non andò bene. Non è detto che confermare Spalletti un altro anno ti portava sicuramente a fare le cose uguali a come l'avevi fatto quest'anno. Si devono incastrare una serie di cose. E può essere anche che il cambio di allenatore li tiene in tensione e gli fa tenere la barra dritta. Quindi sotto questo punto di vista io sono d'accordo con De Laurentiis, potrebbe anche essere positivo
aver cambiato perché si erano create delle gerarchie, si erano creati titolarissimi, adesso si azzerano le gerarchie e può essere anche che dei giocatori possono dare qualcosa in più. Attenzione. Io sono convinto che qualora, speriamo, domani Lozano dovesse segnare, alla prima giornata veramente può essere la svolta per il ragazzo. Certo, che è chiaro che prendi fiducia, i compagni prendono fiducia in te. Poi Spalletti finalmente dormirà a casa sua, nella sua tenuta, visto che dista macchina un'ora da Coverciano. Non ci avevo manco pensato, ma figurati. È proprio la situazione ideale per lui, la situazione ideale. Se pensiamo a Demme Gaetano ti aspetti un altro centrocampista? No. Un colpo lo costa all'ultimo minuto London Beret, si era fatto il nome Lo Celso? No. Prima di tutto Lo Celso non lo conosco benissimo, ma se deve arrivare un altro centrocampista deve arrivare un centrocampista di sostanza o di geometria, cioè centrocampista di sostanza perché consideri Cagliuste che può fare il vice Lobot, che quindi metti un altro vice Anghissà, o un centrocampista di geometria. Quindi si parlava di Maxim Lopez perché si parlava che Maxim Lopez aveva anche lo stesso procuratore di Veiga, intermediari eccetera eccetera, anche se Garcia ci aveva detto Maxim Lopez è interessante ma è piccolino e ci serve fisicità, quindi o geometria. Lo Celso non lo conosco bene per potervelo descrivere per filo e per segno, ma mi sembra più mezzala che propenso alla spinta. Veramente non voglio dire stupidaggini, però visto che si è fatto troppo il nome lo escluderei, e lo escludo a prescindere per il discorso delle coppie che già esistono: Veiga, Zielinski, Cagliuste, Lobotka, Anghissà, Elmas più Raspadori, che deve giocare per forza. Faletti disse che la nazionale è stimolante ma che si sposa bene anche con le sue esigenze familiari, visto che Coverciano è Spezia. Ma sì, ma non c'è dubbio. A me piace molto anche Ricci, pare che stia seguendo la Lazio di queste settimane. Assolutamente, Ricci è un grandissimo centrocampista. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, niente offese, rispetto reciproco e sportività, ma io non ne ho proprio bisogno. I mod in questo canale possono godersi la live come tutti gli altri perché siete tutti educati e tutti straordinari e io vi voglio un bene dell'anima. Vi abbraccio, vi bacio. Non so se uscirà un altro video domani, perché la partita per me praticamente di mattina, quindi 12:30, reaction live, non live reaction ma registrazione della reaction, come sapete, quindi editing velocissimo sulla partita del Napoli, e live post partita, sapete sempre, da un paio d'ore, 45 minuti dopo la fine della partita creerò l'anteprima come al solito e ci vediamo anche domani. Ragazzi miei, siamo pronti, siamo prontissimi. Io il giochino della cosa l'ho fatto, la sigla ve l'ho fatta vedere, c'è la nuova sigla finale, Guido ve l'ho salutato, che vi devo dire più? Ricordo che l'anno scorso il primo scudetto ci fu la rivolta ai giocatori contro i bianchi, quindi secondo me ci sono più possibilità con Garcia che con Spalletti, vedi? L'anno successivo il primo scudetto ci fu una risolta, esatto. No, ma vi ripeto, Spalletti abbiamo imparato ad apprezzarlo perché ci ha fatto vedere un calcio bellissimo, ha saputo gestire tutto il gestibile, è stato mondiale e non me la sento di rinnegarlo perché ci ha abbandonato e perché tutti devono rimanere sempre attaccati a Napoli. Alle volte cambiano le cose e si va a migliorare, dobbiamo imparare anche da addii dolorosi, e lo dico con il cuore in mano. Mertens è l'addio doloroso ed era un giocatore che poteva ancora dare tanto perché il giocatore è finito. Avete visto che gol ha fatto nei preliminari di Champions League con il Galatasaray e poi ne ha fatto un altro anche nella partita successiva, un gol praticamente al volo da dietro da fuori area di rigore su calcio d'angolo, l'impatto col destro. Mertens è un addio dolorosissimo, al di là dell'amore per Napoli, proprio sportivamente parlando, addio doloroso. Dobbiamo essere onesti, è andato via Mertens, abbiamo comunque migliorato
quindi non dobbiamo essere troppo tutti devono rimanere a Napoli, siamo i migliori, siamo i più forti, no, si può dividere, si può andare avanti e si devono trovare nuove soluzioni per essere sempre competitivi, e sotto questo punto di vista, piaccia o non piaccia De Laurentiis è nella sua volontà e nel suo interesse stare sempre ad alti livelli, perché se stai ad alti livelli vai in Champions, se vai in Champions il fatturato resta consistente, se il fatturato resta consistente puoi ritornare in Champions, tutto nella logica degli affari, perché è un imprenditore, non un prenditore, le cose che gli piace dire a lui. La volontà di uscire fuori dalla Champions non ce l'ha. Vincere o non vincere lo scudetto a lui cambiava poco nell'ordine delle cose a livello contabile, però si sarà pure reso conto, perché vincere a Napoli è diverso da tutte le altre piazze, si sarà reso conto che hanno cominciato a fare striscioni per lui, sono usciti anche un po' di grande presidente, si è potuto fare giri di campo a Di Maro, a Castel di Sangro, con gli occhiali da sole, tutto a spalle, a petto in fuori. È una soddisfazione anche per lui, e si è preso il credito, i tifosi devono avere più pazienza perché il presidente sa quello che fa, eccetera eccetera. Quindi può essere pure che la voglia di vincere gli continui l'acquolina in bocca e il voler vincere ancora. Però partiamo sempre dal presupposto che il Napoli storicamente 3 scudetti, non 30, 3 scudetti è difficilissimo, per tutta una serie di discorsi che non sto qui a ripetere. Il Napoli deve stare lì, una squadra viene meno, tu spingi al momento giusto, non si infortuna nessuno, così, e ci godiamo il percorso, ma alla grande, alla grandissima. Zanoli allo Sporting per circa 8 milioni, ritornerà in auge il nome di Faraoni. Vediamo. Lozano a sinistra quest'anno ci faceva vedere cose incredibili, la sensazione e la speranza che Garcia riuscirà a creare nuove soluzioni. Lozano, hai capito, ti ricorda un pochino quella cosa, Gervinho, la velocità lo puoi lanciare, non è che Gervinho era tanto più forte di Lozano. Quindi potrebbe funzionare. Anno sabbatico 2 mesi, volevo godersi più tempo con la famiglia, per me sarebbe voluto andare da vincitore non rischiando l'anno successivo di ridurre le aspettative e essere mal giudicato, e anche ci sta come discorso Dumez, ma insisto, 2 mesi se la godrà la famiglia, perché essere allenatore della nazionale, abita un'ora da Coverciano, può andare tranquillamente a casa, non deve stare a Coverciano tutto l'anno così a scrivere tattiche, si deve guardare le partite, ma se le può guardare anche televisione, sicuramente non gli mancano i mezzi a Spalletti, quindi si godrà di più la partita, si riposerà un pochino, si toglie uno sfizio che si merita, esce da vincitore, ma chi sta meglio? Non me la sento di giudicare Spalletti, non me la sento. Calcisticamente sì, e su questo calcisticamente sì, è vero Mario. Mi piacerebbe tanto poterti rispondere sì, non se ne è parlato più perché è una fantasia nostra delle figure dirigenziali, ancora non è una cosa che ad ADL interessa, e secondo me dopo aver anche vinto con la società Snell gli interesserà sempre di meno avere delle figure famose, delle figure riconoscibili, tanto è vero che come direttore sportivo prende Meluso, presentato, dato in pasto ai giornalisti quando non sapeva niente di niente, tutte le risposte erano non lo so, non lo abbiamo visto più Meluso, e vediamo un pochino di più Micheli, che è autore di certe che ha individuato questi profili, e si prende lui lo sfizio di accompagnare i nuovi giocatori. ADL preferisce delle figure meno ingombranti, si può dire questo, no? Ci mette la figlia, ci mette il genero della figlia nell'organigramma, magari aumenta, e questo mi fa piacere che ci sono più persone, cioè la società snella va bene, ma ci devono essere più persone, perché se sta uno solo che deve fare tutto non è l'ideale. Più persone, però figure poco ingombranti perché è così. Calcisticamente sì, amici bellini, io vi abbraccio, vi bacio, lasciate gli ultimi like, e se siete arrivati postumi alla fine di questa live, secondo me bellissima,
Siete i miei eroi e ci vediamo domani perché non mancheranno altri contenuti. Un ringraziamento a tutti i supporters. Ma come parla? Sigla. Ciao.